non ha più 4 amici Bellini, vabbè, che te lo dico a fare. Faccio questo video semplicemente perché voi state ancora in giro. Io sarà una lunga notte, insomma, e chi mangia mi devo rivedere tutto. L'idea di andare live è stata un'idea un po' folle, ma ha ripagato, perché le emozioni così nude e crude con la community, che io ringrazio le vostre parole, la vostra presenza, è un po' più difficile quando sei lontano, e io sono anche privilegiato perché a New York c'è una community forte che avrei potuto andare a trovare e non l'ho voluto fare perché l'ultima volta che sono andato era con la Salernitana, quindi non fa per me, devo vedermela così, però mi piace l'idea di raccogliere anche gli altri che sono all'estero, sono stati momenti commoventi nella live che trovate di 4 e passa ore. Vi potete divertire se avete voglia, se non ne potete fare a meno, insomma, sarà lunga, dobbiamo godercela per lungo tempo, senza, in questo momento, senza pensare al futuro. C'è un retrogustino che non ho potuto vedere, insomma, gli sguardi, capire il futuro, se ne parla da domani in poi, forse anche da dopodomani. Non è il momento adesso è di festeggiare quello che è un'impresa, quindi io devo mettere questo video con la copertina che dice impresa, adesso è a caldo, quindi io mi devo andare a rivedere tutte le cose, però sarà bello fare un mini approfondimento su come è andata, un recappone, un famoso recappone di come questa stagione si è sviluppata, i presupposti, le imponderabilità, gli imprevisti, le scelte, le cose, le critiche che sono arrivate. La critica va bene, perché figuriamoci se non va bene, noi viviamo di questo, del racconto del calcio. Però alcune critiche sono state un po' ingenerose, e senza dare, insomma, meriti e demeriti. Abbiamo fatto un'impresa tutti, e non era preventivabile, non era facile, non è stato facile, e adesso dobbiamo imparare anche a godere non di uno scudetto vinto in carrozza come quello là di 2 anni fa, ma di uno scudetto vinto punto a punto. Se è vero che prima di quello di Spalletti eravamo convinti che non si può fare, Napoli non si può vincere, non si può vincere, è impossibile, non ce lo fanno fare anche quando lo meritiamo, perché per più anni lo avremmo meritato. Lì lo vincemmo con lo stragrande potere, lo strapotere di una squadra che non si fermava davanti a niente. Questo è diverso. Questo è diverso, e sotto un certo punto di vista potrebbe anche lasciarti un po' più di soddisfazione, perché se prima pensavamo, ok, allora si può vincere se domini tutto e non c'è niente, non ti va, anche se ti mettono i bastoni tra le ruote, anche se l'ambiente è difficile, anche se il centro dell'informazione è stato da un'altra parte. Se sei più forte, sei più forte. E quello fu lo scudetto di 2 anni fa. Ma lo scudetto punto a punto, non pensavamo anche noi ad un certo punto che no, non ce lo fanno vincere. Guarda che cosa stanno combinando. E oggi, stanotte, ieri notte, pure in questa partita qua, se tu vai a vedere quel controllo VAR interminabile, cosa che io avevo dimenticato alla fine della partita, ma c'è stato anche quello. Però il Napoli ha fatto una partita, che bella partita ha fatto il Napoli, di attacco, di convinzione, di aggressione, a soddisfazione, a dimostrare che si può fare, che si poteva fare. E io mi tolgo la soddisfazione di avervelo chiesto quasi. Credete in questa squadra nell'ultimo periodo, perché lo sapete che cerco sempre di essere prudente per non avere delusioni più cocenti se ti fai un pensiero e poi non avviene. E invece adesso potete scaricare tutto, quelle paure, quelle ansie, e tutto quello che poteva essere invece, che poteva non essere invece è stato. Abbiamo vinto lo scudetto punto a punto, togliendo da mezzo la sofferenza e i momenti di difficoltà, in una partita di dominio, di attacco, con il portiere migliore in campo,
con un avversario che non si è scansato per nulla, perché lo sapevamo, e non si sono scansati, anzi ci hanno messo la loro foga e la loro voglia di ostruzionismo, come è giusto che sia, perché il calcio è così. Eppure, oggi doveva andare così. Questo qua doveva essere lui per forza, perché rappresenta quello, il non plus ultra della leadership di chi viene a dominare, viene a comandare nel campionato. È venuto e ha comandato, ha deciso. Allora la squadra si fa intorno a McTominay, si aggiustano tutti quelli che si devono aggiustare intorno a McTominay, poi vediamo chi ci vogliamo mettere vicino, come possiamo sfruttare tutto il talento e la forza, la potenza di questo giocatore. Giocatore che è forte, in attacco è forte, ci mette la fase difensiva, fa tutto quello che deve fare, corre sempre più degli altri, non è uno che dice sono forte, quindi poi me la cavicchio. No, è proprio inarrestabile, e quindi doveva essere per forza lui, poi non doveva essere per forza in quel modo, con quel gol, con quella rovesciata, ma stiamo scherzando? E allora non si può spiegare questo gioco, questo sport che ci fa impazzire, E poi anche è simbolico il gol di Lukaku, un altro che è stato molto sulla critica, ha diviso tanto. Se McTominay non divide, perché nessuno metteva in dubbio poi il valore di McTominay, sul valore degli altri giocatori un pochino tutti ci siamo divisi, e non sto qua a rivendicare di aver detto guarda che è importante quello che fa Lukaku, non lo sottovalutate, perché comunque ci sta dando parecchio aiuto, ma soprattutto la leadership di alcuni giocatori che hanno dovuto tirare per i capelli altri che magari possono essere un pochino più fragili, e al punto a punto possono venire meno, ti può venire un pochino il braccino, il braccetto, il braccione, il bracciardo. Quegli altri non mi interessa, facciano quello che vogliono gli altri. Adesso è il nostro momento, ce la dobbiamo godere, l'impresa è stata fatta, abbiamo aggiunto uno scudetto, il quarto, di una storia lunga che non sempre ci ha dato soddisfazioni. Noi solo sappiamo cosa significa essere tifosi del Napoli. Tanta sofferenza nel passato, tante soddisfazioni nell'ultimo periodo, con quella sciuliata che dice oh loco, che sta succedendo? E invece al primo anno, questo al primo anno che è venuto, si è messo là, a spizzichi e bocconi, in qualche modo di cortomuso, di lotta, di difesa, magari dopo aver vinto, però serve anche un po' di onestà nell'aver visto le partite e rivisto le partite e analizzato le partite, altrimenti è facile dire vabbè, ma quello ha giocato con 3-5-2, si è messo in difesa e ha avuto fortuna, e allora non avete visto nulla. Per quelli che diranno così, non vi siete visti assolutamente niente. Quindi io ringrazio tutti voi per avermi accompagnato in questo percorso, ce la siamo goduta e ce la continuiamo a godere. Domani analisi, domani facciamo le pagelle, poi dobbiamo fare i pagelloni generali, ci dobbiamo divertire e dobbiamo anche guardare al futuro, perché quel retrogustino che non sei sicuro, cercare di scrutare negli occhi, nelle parole del presidente, dell'allenatore, se si vuole continuare insieme o se non si può fare, si può trovare un accordo. Quel retrogustino c'era, l'ho sentito, l'ho avvertito, ma voglio rivedere tutto. Le conferenze, questo è un video a caldissimo, dopo aver fatto quello che dovevamo fare. Da New York, Valerio Fluido, è tutto.